Il centro di procreazione medicalmente assistita si trova presso l'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cittadella. Negli ultimi decenni si è registrato un considerevole incremento delle coppie sterili, dovuto in parte all'incidenza di fattori ambientali che agiscono sfavorevolmente sulla capacità riproduttiva dell'uomo e della donna, in parte all'innalzarsi dell'età media in cui la coppia programma la prima gravidanza, con conseguente aumento dei rischi legati all'età. Ogni anno al centro si rivolgono nuove coppie con la speranza di vedere realizzato il progetto di avere un figlio. Per accedere al centro è necessario fissare un appuntamento per un primo colloquio con lo specialista durante il quale verrà effettuata l'anamnesi accurata. Il primo colloquio avrà lo scopo di conoscere la coppia, raccogliere i dati necessari, iniziare le indagini mediche per programmare il percorso terapeutico più indicato. Lo specialista, dopo un'attenta valutazione, proporrà alla coppia eventuali indagini strumentali ed esami di laboratorio per entrambi i partner. Il centro di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ULSS 6 Euganea lavora da anni con successo e grandi soddisfazioni, potendo vantare la nascita di molti bimbi da coppie che avevano inutilmente tentato per anni di ottenere una gravidanza. Completati gli accertamenti, in alcuni casi potrà essere consigliata una terapia ormonale per stimolare l'ovulazione. Nei casi semplici può essere proposta la tecnica dell'inseminazione intrauterina, dove, dopo una stimolazione ovarica tramite terapia farmacologica e un monitoraggio ecografico delle ovaie, verrà introdotto in utero mediante un piccolo catetere un campione di esame precedentemente preparato. Nei casi più complessi, le tecniche per la fecondazione in vitro sono due: la tecnica della FIVET, dove si mettono a contatto in una provetta l'ovocita ed un campione di spermatozoi. Una volta avvenuta la fertilizzazione, l'embrione viene trasferito in utero tramite un catetere. Nella tecnica della ICSI, invece, viene immesso nella cellula uovo un solo spermatozoo selezionato, facilitando la fecondazione anche nei casi di grave compromissione del seme. Presso il centro di procreazione medicalmente assistita di Cittadella è inoltre possibile crioconservare i gameti e gli embrioni ottenuti dalle tecniche di fecondazione. Per avere maggiori informazioni sul centro PMA di Cittadella o per conoscere le modalità di prenotazione è sufficiente digitare PMA Cittadella su motori di ricerca di internet e visitare le pagine del sito dell'azienda ULSS 6 Euganea che descrivono il nostro centro.